Una buonasera, buonasera. Lo Scrigno oggi ha come ambiente dove appunto viene realizzata questa puntata dello Scrigno un luogo fondamentale per quelli che sono i valori e la cultura contadina. Siamo a Chiase Coccel, sono con il presidente del museo che è inserito appunto in questa struttura. Saluto Elia Tomai, buonasera. Buonasera, buonasera Peroni. Allora, dobbiamo dire, Elia, intanto che cos'è Chiase Coccel, da quanto è che esiste, che cosa rappresenta per il Friuli? Ecco, Chiase Coccel intanto è da 27 anni che è aperta, operativa, quindi è una trentina d'anni che è stata impostata e avviata. Chiase Coccel è un museo, ma non vuole essere un museo, vuole essere un luogo vivo, un luogo dove si deve sentire quella che è ormai, quello che resta ormai della cultura contadina di questa terra. Rappresenta un'occasione, diciamo, per non perdere, non disperdere una serie di valori che stanno sfumando anche dopo soprattutto il Covid. Ormai vediamo anche la ridotta partecipazione anche della gente, anche dei volontari. Ecco, questo è un po' Chiase Coccel, cioè quello di tenere vivo un aspetto, oppure tutto l'aspetto più aspetti della vita contadina in Friuli. Ecco, senti, com'è strutturata? Alle tue spalle c'è quell'immagine con quel nonno e quella nonna circondati da animali tipicamente da cortile. Ecco, domanda che mi piace. Innanzitutto Chiase Coccel è un museo vivo, cioè qui tutto funziona, ci sono gli animali. Adesso per esempio non abbiamo le mucche per ragioni organizzative, eccetera, ci sono gli animali, tutte le macchine funzionano, domenica ha avuto luogo la giornata della trebbiatura, fra pochi giorni raccoglieremo il mais, lo sfoglieremo, eccetera. Cioè qui ruotano attorno a Chiase Coccel un centinaio di volontari. Ecco. La forza, la qualità di Chiase Coccel è data dal volontariato che contribuisce a portare avanti tutta questa iniziativa. Ecco, per chi non l'avesse visitata ancora dobbiamo spiegare com'è architettata, che cosa trova il visitatore. Beh, trova una parte di museo tradizionale, no? Che è questa la parte della casa vecchia, eccetera, no? E poi trova anche una serie di ambienti, diciamo, non anche ambienti, cioè, trova il mulino, trova la latteria, trova l'osteria, trova l'aula scolastica, trova i laboratori di falegname, trova tutte queste cose che trova l'AIA col pozzo, con il gelso, no? Ecco, trova tutti questi ambienti, trova la vigna di fronte, trova tutti questi ambienti che appunto avrebbe trovato 50-60 anni fa in qualunque casa friulana. Ecco, questo che cosa serviva, Elia? Ecco, questo è un punto, sono tre cose di grande interesse, Allora, il pozzo dove si attinge l'acqua. Ecco, l'acqua poi viene versata in questa vasca di pietra e gli animali venivano lasciati liberi la mattina e la sera per andarsi ad abbeverare. Perché c'è il gelso? Ecco, questa terna la troviamo in tutte le aie friulane. Il gelso aveva più motivi per esistere. Prima di tutto perché dava frescura nei periodi estivi, secondariamente perché contribuiva a tenere meno calda l'acqua e terza cosa, durante il periodo della bachicoltura, quando magari pioveva, che bisognava immediatamente perché il baco non poteva mangiare foglia bagnata, doveva essere asciutta la foglia, questa dava per gli ultimi istanti, uno poteva raccogliere questa foglia appunto e darla in pasto ai bacchi. Ecco, il gelso appunto ha un significato per i friulani anche di confine, no? Di tutto, è una pianta sacra il gelso. Noi, per l'amor di Dio, vedo che se ne conserva, se ne ripianta adesso ultimamente, ma il Friuli deve molto a questa pianta, deve moltissimo a questa pianta. Questa pianta, ecco, pensi quest'anno con la siccità che c'è stata,
le nostre famiglie avrebbero 50-60 anni fa e più, avrebbero avuto problemi gravissimi quest'anno perché i geri si sono maturati più tardi e quindi quando nascono i bacchi, il 25 aprile, più o meno il 25 aprile di ogni anno, quest'anno non ci sarebbe stata foglia per alimentarli e quindi la gente non avrebbe avuto quel reddito che dava il bacco da seta. Quindi sono cose che andrebbero ben ponderate e ben capite. Ecco. Ecco, qui abbiamo tra l'altro un cestaio. Ah sì, un cestaio, uno degli ultimi cestai e soprattutto anche un cestaio molto bravo che fa queste cose, le fa per passione, non le fa per vendere, le fa per passione, poi le regala. È un'arte anche questa antica che richiede molto sacrificio, bisogna andare a cercare i vimini, bisogna tutti pelarli, vede uno per uno, perché altrimenti vedi quello, là quello invece non è pelata, non è stato scorticato, no? E quindi è più facile che venga attaccato dal tarlo. Invece questo sistema che usa lui adesso, ecco, il cesto dura molto di più. Ecco. Allora Elia, noi usciamo un attimo perché vorrei mostrare anche di fatto dove sta Chiase e Cocel. C'è questa strada in salita, questo portone in ferro che sta proprio sotto questa piccola muraglia. Ti chiedo, Elia, questa che zona è di Fagagna? Questo è Borgo Riolo, è uno dei borghi più antichi di Fagagna, addirittura è su una strada romana. Questa è una strada romana, di origine romana, intendiamoci, no? Ed è uno dei borghi più vecchi di Fagagna. Ecco. È interessante, è molto interessante diciamo così, la struttura urbanistica. No? Vedi, sono 3 case, no? Ce n'era una quarta anche, sono poste in modo perpendicolare, no? In modo perpendicolare, che generalmente le nostre case invece si sviluppavano, come in tutto il Friuli, il Basso Friulano, eccetera, si sviluppano lungo la strada. Queste invece si sono messe perpendicolarmente, una cosa abbastanza originale e diversa, ecco, rispetto. Tra queste abbiamo trovato appunto Chiesa Cocel, è stata restaurata col terremoto, rischiava di essere demolita, cioè o la comprava il comune o la comprava il contadino vicino, e il contadino vicino gli interessava avere lo spazio, una grande aia per muovere le macchine, eccetera, eccetera, e noi l'abbiamo salvata. In che condizioni era? Ah, gravissime. Era prossima a collassare. Ecco, e i lavori chi li ha fatti? Li ha fatti con le fondi regionali, ne ha fatto un'impresa locale, ha lavorato anche molto bene, i lavori sono stati eseguiti anche con cura e quindi siamo riusciti a fare un bel lavoro. Ecco, dobbiamo dire, visto che gentilmente ci avete scattato delle immagini, che cosa è successo nei giorni scorsi? C'è stata la trebbiatura di una volta. Noi ogni anno, forse quest'anno sarà anche l'ultima volta, adesso qualcuno si inalbererà, ma quest'anno in ritardi abbiamo fatto la giornata della trebbiatura, abbiamo scelto questa domenica, ogni anno noi facciamo tra le nostre iniziative una delle più vive, delle più originali, appunto la giornata della trebbiatura, che però è solo, diciamo così, la punta dell'iceberg, perché prima bisogna tagliare il grano, bisogna metterlo in covoni, bisogna legarlo, trasportarlo, eccetera, eccetera. Alla fine il risultato finale appunto viene ottenuto attraverso la trebbiatura meccanica con queste macchine che è un problema tenerle in vita perché ovviamente hanno la loro età, hanno più di 100 anni e quindi c'è una certa difficoltà a farle funzionare. L'emozione di vedere la trebbiatura di una volta? È grande l'emozione, anche perché io vengo da una famiglia di trebbiatori, famiglia materna di trebbiatori, e quindi per me ha il suo fascino proprio perché mi lega praticamente tutta la vita a questa pratica. Cosa rimane di quei tempi? Niente, creda a me. Tante parole, tanta volontà, ma non resta più niente. Non può restare più niente, perché non basta vedere l'oggetto. Bisogna capire come funzionava l'oggetto, bisogna capire la storia che c'è dietro a questo oggetto, pensare a queste donne. Racconto sempre la storia io de Sesule, della falce, no? Della falce. È inutile, la falce è niente, e bisogna pensare a quella donna che tutta la mattina piegata, magari con un figlio in pancia, piena di sudore, eccetera, eccetera, che lavorava
così si può capire un oggetto, per cui il futuro noi cerchiamo di produrre filmati, produrre tante cose che non abbiamo mezzi, con quei pochi mezzi, pochissimi mezzi che abbiamo, cerchiamo di tramandare la memoria anche con mezzi audiovisivi e altro. Questo servizio che voi ci fate è importantissimo perché appunto contribuisce a dare valore a quello che facciamo. Elia, pane, fatica, ma soprattutto fatica. Soprattutto fatica, ma insomma non è che non ce lo ordina il medico, ecco, di fare queste cose, però serve per capire la fatica dei tempi. Ecco, quella che probabilmente le nuove generazioni non vogliono. Non capiranno mai, bravissimi, non capiranno mai. E non potranno capire, non possono capire. Ma secondo te perché? Perché bisogna avere vissuto queste cose. Bisogna averle vissute, se non le vivi, se non le tocchi, se non le palpi, non puoi capire. Senti, adesso abbiamo ancora, credo, 40-50 secondi. Noi rientriamo appunto da dove siamo usciti e saluto ovviamente la nostra Chiara Miscoria che sta effettuando le riprese in questo momento. Oggi a Chiase Coccel che cosa ci mostrerete? Ma, intanto tutto quello che vuole Telefriuli. Noi oggi per una giornata particolare, che 2 o 3 volte all'anno noi facciamo il formaggio. Scusa. Facciamo il formaggio, quindi avete modo 2 o 3 volte, perché l'operazione con il metodo antico dura 6 ore, 5-6 ore, quindi avete motivo eccetera eccetera. Poi c'è il fabbro, ho detto c'è il cestaio, poi ci sono le cose proprie del museo che sono le attività femminili, il merletto che è una peculiarità di Fagagna che oggi viene riproposta da noi, che è stata recuperata da noi, ecco, poi ci sono altre cose, facciamo il pane, abbiamo quella macchina agricola fuori, il locomobile, abbiamo il mulino, abbiamo tutta una serie di cose che se volete vederle sono a vostra disposizione. Ecco. Siamo qui per questo, caro Elia Tomai. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi saliamo al primo piano perché dobbiamo andare a conoscere le signore che fanno... Ecco, il merletto e anche altre cose. A tra poco. Ecco, siamo entrati a Chiase Coccel, siamo con Elisabetta Brunello Zanitti che ringrazio per il consueto supporto. Diciamo che sei una colonna portante di questa struttura, tu ti definisci una volontaria, un'operatrice didattica per la divulgazione, sì, più o meno così. Collaboratrice da sempre. Io ho visto nascere Chiase Coccel insieme a Elia Tomai e a un bellissimo gruppo di volontari, l'abbiamo messa insieme, l'abbiamo fatta nascere e quindi insieme la portiamo avanti con passione, con grande passione, insieme anche a questo bellissimo gruppo di volontari che sono il valore aggiunto, direi il fiore all'occhiello del museo. Voi probabilmente potete da casa percepire i rumori e questi sono? Questi sono i rumori così speciali dei fuselli, i fuselli che fanno questo ticchettio e mentre fanno il ticchettio la merlettaia costruisce il merletto. Allora io vi lascio proprio 5 secondi così vi faccio sentire questa sorta di musica, Chiara. Le mani da una parte, gli strumenti dall'altra, ma andremo a sentire queste due signore fra poco. Allora Elisabetta, fammi vedere. Dato che parliamo di ticchettio, questa pubblicazione, Le merlettaie della regina, è del 1931 ed è stata fatta da Chino Ermacora, il quale descrive, scusa, vediamo, volevo solo trovare il pezzetto dove dice che... Scusami, vediamo se sono, altrimenti la riprendo dopo. Comunque Chino Ermacora ha fatto questa pubblicazione e ha chiamato le nostre merlettaie le merlettaie della regina, perché in quegli anni abbastanza difficili, le merlettaie si adoperavano a preparare i corredi da mandare alla Casa Reale e Noemi Nigris, grande benefattrice fagagnese che era in contatto con la Casa Reale, inviava i corredi e quindi la regina madre scrisse alla Nigris dicendo: non preoccupate,
preoccupatevi, se non avrete lavoro ci sarà sempre lavoro per voi, no? E quindi la scuola avrà sempre le commissioni. E queste sono state chiamate le merlettaie della regina. E qui lui parla proprio di questo ticchettio dei fuselli che noi sentiamo e che erano una musica, perché immaginate la stanza, l'aula piena di bambine che lavoravano in silenzio perché dovevano lavorare attentamente, perché questo era un lavoro importante, lavoravano e guadagnavano anche un soldino per le famiglie. Quindi questo ticchettio era l'unica musica, l'unica voce che si sentiva. Ecco, Elisabetta, tu mi parli di bambine. Sì, certo. Una volta. Certo. Allora, la scuola Merletti di Fagagna è stata fondata come innanzitutto è partita dalla scuola Merletti di Brazzà. Cora Slocombe, contessa americana di grandi, ampie vedute, aveva sposato il conte de Talmo di Brazzà, qui vicino a Fagagna. E arrivata in Friuli si accorge della condizione miserabile delle donne, delle bambine e vuole fare per loro qualche cosa di bello, vuole creare un lavoro bello. E quindi vede che lei era capace a lavorare al merletto al tombolo, poi appunto vedrete di cosa si tratta, osserverete bene il lavoro. Lei dice: io voglio provare a insegnare alle bambine, e si accorge, tira vicino un bel gruppo di bambine nel castello di Brazzà e vede che queste piccole friulane sono bravissime, imparano subito, e quindi da lì lei avvia. Pensa una cosa modernissima, 7 scuole cooperative, Brazzà, Fagagna, Martignacco, Santa Margherita, quindi c'è un grande movimento. Ecco, infatti prima quando siamo entrati ho notato subito quella tabella, 2 medaglie d'oro e 2 medaglie d'argento. Allora, in quegli anni Cora di Brazzà, che era una donna dalle conoscenze mondiali direi, aveva portato le merlettaie, i lavori dei merletti fatti dalle bambine, li aveva portati a mostre internazionali dove vincevano dei premi notevoli, quindi esposizione di Parigi, a Roma, addirittura in America, perché lei era americana, quindi a New Orleans lei porta i merletti del Friuli. Quindi queste bambine cominciano a imparare, e a Fagagna c'era il senatore Gabriele Luigi Pecile, grande economista dell'Ottocento, che crede in questa iniziativa e manda lì Angelica Marcuzzi, una giovinetta fagagnese, la quale è molto brava, impara e avvia a sua volta una scuola qui. Poi nel tempo Brazzà chiuderà per le vicende, la guerra, dobbiamo tener conto di tempi difficili. Cora di Brazzà purtroppo sarà vittima di una malattia sconosciuta, oggi si saprebbe di cosa si tratta, e scompare dalla scena. Fagagna porta avanti questa eredità. A Fagagna avevamo poi Noemi Nigris, e Suor Rosina, all'arrivo delle suore negli anni primi del Novecento, porterà una nuova ventata ai merletti. Allora, Elisabetta rimane con me, vorrei andare da questa signora che si chiama? Cinzia. Cinzia, Sì. Allora lei voglio dire ha un sogno nel cassetto che di fatto si è realizzato. Sì, ho studiato, ho 6 anni alla scuola di Gorizia di Merletti per diventare maestra e per poter tramandare questa tradizione di nuovo a Fagagna, di riprendere questa scuola di Merletti che già esisteva. Ecco, Cinzia, prima Elisabetta parlava di bambine, avvicinare nuove generazioni oggi è facile o difficile? È difficile perché non è un lavoro immediato, però credo che con nuovi fili, nuove tecniche sia simpatico e divertente per loro imparare una cosa nuova. Che cosa sta realizzando? Questo è un bordo per una tendina. Quindi si può fare anche impresa? Lo spero, sì, assolutamente sì. Senta, la sua bussola chi è stata professionalmente parlando? La mia ispiratrice? Sicuramente l'intraprendenza di Cora e della maestra, perché ho studiato comunque, come tesina ho portato Cora e la maestra Marcuzzi a Fagagna, e dato che l'ambizione c'è, spero di, non dico eguagliarle, ma di costruire qualcosa qui. Silvia Ermacora, signora, intanto le chiedo quant'è che pratica questa passione? Io non è tanto che pratico, abbiamo ripreso la scuola e allora ci siamo date vicino un po' di gente per ripartire con la scuola, e abbiamo rimesso in moto il lavoro, diciamo, e poi è ripresa la scuola di nuovo con le insegnanti. Io sono un po' una volontaria, ecco, diciamo. Nella vita cosa ha fatto lei? Io Signora? ho sempre fatto la casalinga, Quanti figli ha avuto? 2. Quindi è un lavoro fare la casalinga. Ma quando era a casa faceva queste cose o no? No, sì, a casa sì, un po' sì, però a me piaceva più ricamare, ma
dando una mano alla scuola per ripartire, ho lasciato un po' e ripreso qui. E cosa realizzerà qui? Qui è un centrino, Ci sta lavorando da quanto? No, è poco che ho imparato, sì. Perché col lockdown c'è stata anche una chiusura e l'ho lasciato qui, per dire la verità. Ecco, per chi ci sta guardando da casa, mi mostra gli attrezzi del mestiere, che cosa sta usando? I fuselli, Poi c'è quel cuscino. sì, il tombolo, il portatombolo e l'uncinetto che mi cade sempre. Allora, io vado da questa parte, cara Chiara Miscoria, e vorrei chiedere, ecco, questi sono pezzi da museo, Elisabetta. Vieni un attimo, così ti mostro. Sì, questi vecchissimi tomboli che voi vedete sono stati trovati, alcuni sono stati trovati nella soffitta della maestra Angelica Marcuzzi, che aveva lasciato tante cose, sua figlia aveva conservato tutto, e abbiamo trovato sia questi vecchi tomboli che i giocattoli preziosi del laboratorio giocattoli di Fagagna, che sempre Cora Slocum aveva avviato per dare lavoro alle donne fagagnesi, alle donne di questa zona. Questi sono fatti completamente a mano. Fatti completamente a mano, sono dei reperti preziosissimi. Pensate che questo laboratorio creava dei giocattoli splendidi che venivano anche questi venduti e andavano in giro per l'Italia, e quando è venuta l'invasione austriaca nel 17 il laboratorio è andato completamente distrutto, si sono salvate poche cose e noi abbiamo avuto la fortuna di trovare appunto nella soffitta questi pezzi che abbiamo conservato, e ci hanno detto, appunto li abbiamo fatti restaurare, che sono di un valore inestimabile, proprio perché materiali deteriorati ma che si sono conservati molto bene, sono molto belli e molto interessanti. Ecco, il pezzo che sta inquadrando adesso la nostra Chiara è realizzato con che materiale? Assolutamente con della stoffa, imbottito probabilmente di lana o di paglia, dipende dai vari, però solamente di stoffa. Per esempio il gatto è fatto con un peluche, tutto di lana, materiali naturali, ecco, non c'è niente di sintetico. Il velluto per i cavallini e per gli elefanti, e le colombe, anche questi hanno un tessuto di panno, sono tutti tessuti naturali, e Cora di Brazzà e Noemi Nigri sono andati a Norimberga a prendere i modelli per imparare a fare i giocattoli. Allora, poi dobbiamo parlare un attimo della ripresa dell'attività scolastica, certo. Però Elisabetta, c'è su quel muro un'immagine che di fatto parla da sola, quelle bambine... Sì. Allora, questa è la scuola Merletti di Fagagna negli anni 40 circa, 40-45. Qui ci sono queste bambine, ragazze, vedete che in varie età. La scuola si è chiusa definitivamente, ha chiuso i battenti, ovviamente quando è cambiato tutto il modo di vivere, la società, quindi negli anni 60 il merletto non era più richiesto, le donne andavano a lavorare, avevano bisogno di una moda più comoda e pratica, e quindi la scuola ha chiuso i battenti. Le suore di Maria Bambina di Fagagna hanno conservato nella loro soffitta tutto il materiale, i tomboli, i portatomboli, che ci hanno riaffidato quando noi abbiamo aperto il museo, e abbiamo deciso che qui doveva stare la scuola Merletti, perché in fondo era destinata alle bambine del mondo contadino, quindi ci stava benissimo qui, no? Era adatta a questa casa. E nel 1983, quando Fagagna insieme ad altri centri del Friuli ha festeggiato il millenario, proprio Elia Tomai, che era il sindaco allora dinamico, e dice: ma c'era una scuola, ha cominciato a ricordare di questa scuola, e mi dice: andiamo a cercare. Abbiamo trovato materiale e abbiamo fatto una grande mostra bellissima, i Merletti Cosmopoliti di Brazzà e Fagagna, e da quel momento abbiamo pensato di riprendere questa arte. Grazie alla scuola Merletti di Gorizia, che ci ha supportati in questi anni, sono avviati dei corsi per le bambine ma anche per le signore. Da quella scuola, diciamo, escono sia Cinzia che Silvia, e poi adesso c'è una bella ripresa, un grande interesse, insomma adesso vediamo, vorremmo fare dei corsi ancora. Oltre quella porta cosa troviamo? Oltre quella porta troviamo la sezione dedicata alle fibre tessili, ad esempio molto usate nella famiglia contadina, alla tessitura, alla filatura, e troviamo anche i corredi e l'abbigliamento di ieri, ma troviamo anche delle persone al lavoro. Andiamo in pubblicità. Ed eccoci qui con terza parte della nostra trasmissione Lo Scrigno. Dicevamo oltre quella porta e siamo arrivati oltre quella porta. Siamo arrivati oltre la porta e siamo arrivati nella sezione che racconta delle fibre tessili che erano usate soprattutto appunto per il lavoro delle donne, i corredi, che erano un'altra grande attività delle nostre donne, delle nostre fanciulle, e
l'abbigliamento, quindi vediamo dei capi di vestiario interessanti della quotidianità, poi anche più borghesi, diciamo. E qui abbiamo anche, come sempre, i nostri volontari meravigliosi, abbiamo 2 persone al lavoro che mostrano proprio, per esempio, la filatura della lana, che era un'attività fondamentale, la imparavano le bambine fin da piccole, dalle nonne, dalle mamme. La canapa aveva un ruolo fondamentale. La canapa aveva un ruolo fondamentale, veniva coltivata qui. Noi a Fagagna poi abbiamo anche delle zone umide, quindi veniva coltivata, ma anche in quasi tante famiglie la coltivavano, veniva poi trattata, battuta, messa a bagno, tutta la procedura e tutta la trafila per filarla e poi per tesserla. Vedete, c'è anche il telaio, perché costituiva la base, diciamo, delle lenzuola. Le lenzuola di canapa erano indistruttibili e duravano veramente in eterno. Ma queste fasce che cosa servivano? Allora, queste fasce sono, guarda, ci sono anche scritto Angelo, cuor mio. Queste fasce servivano a fasciare i neonati, i quali neonati, come nascevano, oggi abbiamo pannoloni, usa e getta, cioè era tutto, e venivano fasciati stretti, perché c'era la convinzione che dovevano essere tenuti le gambine strette, le braccia strette, in modo, primo, non si muovevano tanto e quindi la mamma era libera di lasciarli fermi nella culla a lungo, e poi perché c'era appunto questa credenza che tenuti così belli stretti non si sarebbero venuti su dritti e venuti su bene. Questa era una credenza del tutto sbagliata, ma così era la vita di allora. Ma noi abbiamo ereditato queste bellissime fasce, che alcune sono delle opere d'arte. Sorta di camicie di forza. Camicie di forza per le creaturine, sì, veramente. E quelli sono abiti per religiosi. Allora, questa vetrina, che l'abbiamo messa qui perché c'è lo spazio in altezza, era la vetrina della scuola Merletti di Fagagna, che veniva usata, di Brazzai, Fagagna, insomma dell'antica scuola, veniva usata per esporre, per far vedere ai visitatori che venivano, le signore che venivano ad acquistare i loro merletti, a ordinarli, venivano esposti lì. Noi abbiamo esposto invece degli abiti di religiosi che sono stati realizzati dalle nostre merlettaie. Quello che vedete in rosso era destinato al cardinale Florit di Firenze, che era originario di Fagagna. La nostra Miscoria, che ha avuto questo spirito quasi ecclesiale, l'ha ripreso per bene l'abito porporato, perché così si dice, e questa non ha un abito porporato, ha uno scialle tipicamente friulano. Si chiama, signora? Io? Sì. Danila. Lo dica con un po' di entusiasmo. Danila. Manifesti la sua felicità. Ci stiamo vedendo. Mi scusi, stavo lavorando. Cosa sta facendo, scusi? Sto filando la lana, come Berta filava. Una volta che c'è una canzone. Che Mi fa? Berta filava. Com'era la canzone, mi scusi? Vecchiotta, non... Provi a intonarmela. Era un tempo che Berta filava, il suo amore aspettava. Lasciamo lì che dopo non mi ricordo. E l'amore è arrivato dopo? Sì, è arrivato, se n'è andato anche, ma non importa, si va avanti lo stesso. Che tristezza, signora. No, sono tante cose. Non è mai un male che non sia di un bene. Sì, mancul sa porta. Mancul, cara Miscoria, sa puartà. Pensa che bello che è il friulano. E il giorno al dì di voi io a chiamare Furlan e alle tan difficili, le vite, Ma io siamo sono. C'è molto che sono, io ho già un'età, sono un po' per sorte, come le femmine, sai. Vuoi dare le colpe? No, ma io, a Joms. E così è la vita. Chi le ha insegnato a usare questo attrezzo? Una signora che adesso purtroppo non c'è più, Nini sono molti anni, lei con la sua pazienza mi ha insegnato a filare. Allora sembra tutto facile, però non è così, perché bisogna coordinare il piedino, le mani e la mente, perché devo far girare questa ruota grande che poi fa girare questa piccola, che questo è il rocchello che bisogna riempirlo. Questi ganci si sposta, quando è pieno qui si sposta e si va fino qua, quando è pieno poi viene fatto la talvoltador, viene fatta la matassa, lavata, e poi viene colorita, che ci sono là i colori con tante cose, con tante naturali. Sì. È tutto un giramento, insomma. È tutto un giramento di ruote qua, piccole e grandi. La curcuma,
poi ci sono anche la cipolla rossa, e quella più chiara lì è stata lavata, invece l'altra, quella lì è naturale. E qua c'è tutto un taccaticcio, perché c'è la lanolina. Pensate che bel termine, tacaticcio. Tacadic per furlare. Al tacca, Vi capite? Però finché girano le ruote, signora, permetta una battuta, se gira qualcos'altro è peggio, no? sì. La saluto. Diverso Io vado dall'altra parte. Bravo. Chi è la signora dall'altra parte? Le chieda a lei, va. Della privacy? No, ma riesce a dire il suo nome? Sì, beh, per fortuna sì, speriamo che lo faccia. Preferisco che lo dica lei. Arrivederci, stia bene. Allora, vado da questa signora, la sua collega mi ha suggerito di chiedere come si chiama. Mi chiamo Renata. Come sta? Abbastanza, come anziana, sono della terza età. Vede? La prima. No, non sono. Vabbè. Qui che cosa sta succedendo? Sto lavorando il filo che ha appena filato lei, dopo essere lavato, ho fatto un gomitolo e sto facendo una maglia, come si faceva una volta. Questo non è un hobby, ma era una necessità. Questa col filo di lana ci sono tutte. Ecco, quella è la canottiera del marito, dell'uomo, che lo adoperava estate e inverno perché avrebbe assorbito il sudore d'estate, d'inverno tenuto caldo. Poi c'è la sua mutanda dell'uomo, eravamo tutti vestiti così. Ecco la mutanda dell'uomo. Un po' impegnativa, signora. Un po' impegnativa, però sì, andava anche a dormire con questa mutanda l'uomo, sì. Scusi, a proposito di mutande, ho questa cosa che mi tormenta, ma la Brunello mi chiarirà l'idea. Una volta le mutande le signore non le portavano. No, noi no. Sì, è vero. C'era la zia che andava nell'aia, con il piede metteva vicino un po' di paglia per non schizzare, allargava le gambe, aveva l'abito lungo, che è anche in fotografia, e faceva zizing, faceva pipì. Sì. Questa è una ricostruzione che penso passerà alla storia, ma questa è la TV che mi È piace. rimasta proprio in mente vedere questa donna anziana, che non era poi tanto anziana, ma era vestita di scuro, andava nell'aia, tearie, e metteva d'ogni coi pis e il patus e faceva pipì. Sì. Senta, signora, e dopo aver parlato del zizing, mi può spiegare cosa c'è in quella scatolina? E all'era il giù che si faceva un evolto. I fasi viodi. Sì, ecco, con un pezzo blanc di linsul che ti dava memari, tu facevi le pipinute. Ecco lì, un rodolut, e tu facevi le nonne, perché le chiese erano grandi, memari, une agne, tante in queste famiglie, un'altre agne, maridate, che chi invece erano une signorine prolungate, une vedrane in Furlan. Scusi, vedrane, in base a che cosa la classifichiamo? Non sposata. Sì, no, però perché... Perché gonna scura e camicetta bianca, tutta casa e chiesa. Questo, non avendo bambini, avrebbe badato il genitore anziano in casa. C'era sempre una signora, questo è la maestra, e per tenere conto di tutti gli straccetti, una cugina, un'altra cugina, un'altra ancora, una vicina di casa che veniva a giocare, un'altra che si portava dietro tutte le sorelline, guarda, venivano tutte a giocare, e lei ti diceva: posso portare la mia sorellina, guarda come si teneva da conto tutto, guarda. Renata, grazie. Chiaro. E questo è il neonato, proprio più Sì. piccolo. Che slavronave al vaive, però Torna a dirmi, al? a slavronave. Ecco, rifletteteci se voglia di slavronave. Vai, slavronave.
forte. Slavronà, hai capito? Renata, allora, prima di salutarci devi farmi una cosa che mi faceva anche mia nonna Maria. C'è stato per fare. Ho di fare una sorrisute. Quel che faceva mia nonna, che tirava fuori il fazzoletto, e veniva un po' con le pantiane. Io invece ti se fa poi piccinine. E ha tirato fuori il fazzoletto, lo plee, è sempre in silenzio, col chiave basso, chiale, le code, e chi, e bagnava i denti, e faceva le sorellutes. Vi ho detto. Dopo mi metteva lì, così. Questo è anche un omaggio a mia nonna che non c'è più, è andata avanti nel 2017, però me lo faceva ogni volta che mi Iotto? Sa tu della che l'incubo? No. Quindi in un'altra banda. Sì, va bene. Mandi. Ciao Renata. Andiamo da questa parte perché abbiamo ancora 2 minutini, la Miscoria mi castigherà quando lo vorrà lei. Farvi notare questa cosa, questo angolo che è molto emozionante perché ricorda l'emigrazione, no? Fagagna, come tanti altri centri del Friuli, è stata oggetto di immigrazione da parte dei fagagnesi che sono andati dappertutto nel mondo, in Europa, nelle Americhe, e quindi abbiamo voluto ricordare questo momento, mettere queste valigie nella rete, così a ricordare il viaggio nella nave, no? Che caricava le valigie. Poi qui ci sono dei bauli di quelli di legno antichi, e questo è l'angolo dell'emigrazione molto sentito da noi. Quindi, concludendo, invece, oltre questo vetro? Questo vetro abbiamo gli abiti, che abbiamo avuto delle bellissime donazioni, gli abiti di una borghesia comunque semplice, comunque popolare, però di un certo pregio. Questo era l'abito da sposa di questa signora con suo marito, e questo è il suo abito. Era Lucia Baracchini e Giosuè Morgante, che erano sposi, e questi sono i loro oggetti della loro vita. E questa signora era molto, molto elegantina, diciamo, no? Perché poteva permettersi un abito bello. Invece quel bellissimo abito verde è di una signora di Carnia, della Carnia, che lo ha indossato, e ci sono le testimonianze, quando è venuto in visita Umberto I in Carnia, quindi anche questo ha una storia. E l'abito blu è l'abito di Noemi Nigris. E vedete proprio dietro questo abito verde spiccare Umberto I con la divisa militare. E si vede anche la signora proprio, la si vede, permesso, faccio vedere, quella lì col fazzoletto bianco, vedi davanti, e il vestito verde, e lì lei proprio, questa la seconda a sinistra in piedi è lei, e quindi lei ci ha voluto donare, perdonatemi, voglio solo leggere il nome, Maria Linussio di Sutrio, scusa. Maria Linussio ce l'ha donato a Chiesa Cocelli, siamo molto onorati di questa donazione, perché racconta anche questo di un tempo, di un modo di vestirsi. Maria Linussio era una signora della Carnia, non era ricchissima, però avevano il gusto di questi abiti così belli, fini, per la festa, per le occasioni belle. Allora io direi che possiamo, un pensiero ovviamente a Maria Linussio di Sutrio, con un cognome anche importante, no? Un cognome molto importante, certamente Jacopo Linussio è stato un grande tessitore di Carnia che ha raccontato una storia molto importante, una realtà molto importante. Anche a Fagagna abbiamo un laboratorio di tessitura molto bello, che voi avrete già conosciuto probabilmente, e un laboratorio di ceramica, quindi una grande attività per le donne, per la manualità femminile soprattutto, ma anche per chi vuole, però c'è una grande ripresa di questa attività. Chiudiamo qui questa terza parte, vedete i bauli che ci ha mostrato prima la Zaniti, appunto, e quindi questi sono altri pezzi di storia, chissà quanti abiti hanno portato in giro per il mondo, quante famiglie hanno condiviso queste assi di legno che hanno formato questi bauli, che si mantengono ancora bene. Sono sbiaditi i colori, ma non è sbiadito il ricordo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo con la quarta parte, ma andremo all'aperto perché c'è il cestaio che ci aspetta. Quarta parte dello scrigno, Tilio Olerni, il cestaio che abbiamo annunciato al primo piano. Allora Tilio, intanto spiegami quant'è che coltivi questa passione? Questa è una cosa imparata da bambino, una famiglia di contadini autodidatti che imparavano a fare tutti questi mestieri, no? Per non spendere, no? Perché i soldi non c'erano.
E purtroppo dopo con l'età si va avanti, si va a lavorare, si lascia trascurare e poi con gli anni ho ripreso, 30 anni fa ho ripreso a rifare, però non mi ricordavo bene, aveva ancora in vita uno zio che sapeva ancora lui, no? E così ho ripreso e insomma sono arrivato a questo punto che si fa tanti lavori, tutti i piccoli oggetti che servono per la vita quotidiana. Ecco, mi puoi spiegare un po' la materia prima? Questo è un salice che è del tagliamento, che vado a raccoglierlo in primavera e lo porto a casa e li devo scortecciare, li devo pelare uno a uno, poi li lascio asciugare e si mettono a riposare nel granaio perché il salice deve essere, lo raccogli quest'anno, lo devi lasciare riposare un anno e dopo lo puoi lavorare perché si devono frollire un po' i salici, no? Solo che adesso tra lo sghiaiamento e qualcos'altro che viene nel tagliamento si trovano pochi e c'è una difficoltà enorme perché qui nella zona non ci sono più salici o piccole cose, insomma, no? E devo andare su magari fino a Gemona, Venzone o anche in Valresia a raccogliere per l'approvvigionamento. Ecco, senti, questo è ancora un mestiere? Ma diciamo che è una passione più che mestiere, perché non è remunerativo e neanche non c'è tanta richiesta. È una passione che dopo se qualcuno ti chieda, sì, la fai, la confezioni e gli faccio qualcosa, insomma, gli faccio questa confezione, no? Se chiedi. Ecco, quali sono le domande che ti fanno di più quando ti vedono lavorare? Diciamo che intanto chiedono il materiale, che materiale è. Seconda roba le chiedono quando viene raccolto e quando viene confezionato, insomma, no? Tutte quelle cose lì. Però vogliono sapere da che parte viene perché ogni territorio ha il suo salice, che sono un'infinità di salici. Però questo è di tagliamento che è il più selvatico, è un ibrido che è molto resistente perché questo che è giallo è che normalmente questo viene usato per le viti, no? Però è sempre un salice, no? Di un'altra famiglia, e questo è molto maleabile, no? Per quello lo usano nelle viti, solo che dopo si può fare anche il cesto, che ha una durata minore di questo, no? Ecco, quanto può mantenersi? Addio, secondo uno lo tratta, lo tiene, secondo che lo usa, no? Perché il cesto facevano una volta ogni anno, ad inverno li facevano perché il contadino li usava per qualsiasi tipo di cose, di lavori, no? Dal grano turco al grano, alla vendemmia, alle patate, per portare a casa la roba. E purtroppo si usuravano, no? E così dovevi farle ogni anno, no? Però questi, per modo di dire, questi bianchi le usavano molto le donne per la biancheria, no? Perché questo è sbucciato, no? Ma gli altri per grezzi, che sono verdi, insomma, non vengono sbucciati, no? Per i lavori. Ecco. Grazie al nostro Attilio, buon lavoro. Adesso abbiamo questa affascinante signora dotata di questo occhiale molto fashion, la Carmen. Dove mi porti? Allora, oggi dobbiamo passare nella Lisiarie, dove ci sarà appunto la dimostrazione di come venivano trattati al tempo tutta la biancheria e tutti gli indumenti che si usavano, e poi si passerà anche nel pollaio, dove diciamo così è il mio regno, perché a me gli animali piacciono un sacco, e anche le galline, perché poi io ne ho avute 3 ma a casa mia, ed erano degli animali che avevo in un certo senso addomesticato, e avevano ognuna il proprio nome, e quando mi vedevano arrivare mi correvano incontro perché aspettavano da me tante coccole. Adesso allora ci spostiamo di qualche metro, andiamo a vedere come si lavava una volta. Eccolo qua, sentite questa altra musica
tipicamente della civiltà contadina. Carmen, qui invece? Qui invece diamo una piccola dimostrazione di quello che era diciamo la lavatrice di una volta. Una lavatrice anche abbastanza pesante, nel senso che tutto si fa a mano, tutto si cerca di rendere pulito, perché chiaramente non ci sono i mezzi, non c'erano i mezzi che ci sono oggi, però il bucato ha un altro odore e un altro, diciamo così, un'altra dimensione, perché viene molto più bianco, viene più profumato senza usare, che ne so, ammorbidenti piuttosto che, ed è una cosa che dovremmo riscoprire piuttosto che andare avanti con queste cose che poi alla lunga fanno anche male alla pelle, perché coloranti, conservanti, cose un po' insomma moderne, io più di tanto non ci sto. Senti Carmen, che sapone si usava una volta? Una volta si usava il sapone che più o meno si faceva anche in casa, cioè io non mi ricordo molto di questa faccenda, perché probabilmente mia mamma l'aveva già scoperto, diciamo così, nei negozi. È che una volta si teneva da conto anche la più piccola scheggetta, che poi andava insieme a delle altre, e poi in qualche modo insomma si riusciva, diciamo, parliamo degli anni, veramente degli anni lontani, e si teneva tutto da conto e si riutilizzava come dovremmo fare oggi con tante materie. Senti, alle tue spalle, solo se ti sposti proprio di poco a poco, cosa abbiamo lì? Vieni da questa parte, così la nostra Chiara vieni, puoi venire qui. Che cosa abbiamo lì? Qui c'è una specie di spoler, dove una volta ogni casa contadina aveva i suoi animali, quindi i suoi maiali, le galline, e si faceva questa specie di paston dove si mettevano le verdure dell'orto, gli scarti, le patatine, quelle piccole piccole che non si riusciva magari a sbucciare a uso così alimentare, e si facevano queste grosse, diciamo così, non polente, comunque erano delle miscele abbastanza consistenti che gli animali mangiavano e che poi venivano allevati in maniera molto molto più sana di oggi. Ecco, vedete, una volta non c'erano chissà che serramenti. Guardate quel piccolo pertugio il muro in pietra, grazie a Chiara. Questi sono i pezzi che mi affascinano di più, e quindi sì, lì c'era una presa d'aria, ma se uno voleva guardava verso la campagna, dove di là in questo momento ci sono i vigneti e ancora tanti gelsi. Carmen, allora adesso andiamo da questa parte. Elisabetta, vieni, perché vedevo che suggeriva, ma non capivo neanch'io. Suggerivo che qui era le lisciarie, veniva fatta bollire l'acqua, perché per fare le lave grandi, questo è un piccolo, lei ha fatto vedere un piccolo esempio, ma le lave grandi della famiglia, quando lavavano tutte le lenzuola di tutti i componenti, preparavano il coledor, che era un telo con la cenere sopra, e l'acqua con la cenere, quella, no, buona, proprio selezionata, e con l'acqua bollente veniva buttata sul coledor e formava la liscie. La liscie era un sapone incredibile che come diceva lei sbiancava e profumava, bruciava le mani addirittura, quindi qui era tutta l'angolo anche proprio del bucato. E poi dopo l'angolo del bucato, Carmen, qua vedo dei conigli, ce n'è qualcuno anche in stato interessante. Sì, perché adesso è la stagione, sono state fecondate le conigliette femmine, e infatti c'è cioè gli appartamenti sono quasi tutti occupati, questo qua no, mi sembra, e aspettiamo i nuovi venuti con piacere, perché io sono un amante degli animali, quindi vengo qua e me li coccolo anche. Senti, a proposito di animali, qui abbiamo le signore galline. Abbiamo le gallinelle nostre, ci sono di diverse qualità, ci sono anche le oche, c'è un gallo, forse anche più di uno, che ogni tanto anche si azzuffano, e ci sono delle anatrelle, laggiù si vede anche la vaschetta piena d'acqua, perché il bagno loro ce lo fanno più di una volta al giorno, e niente, questo sarebbe il mio regno.
Ecco, senti, c'è un sistema, la Miscoria è curiosissima di sapere qual è il richiamo di Carmen rispetto alle galline. Richiami, diciamo così, non ce ne molti per quanto mi riguarda. Il discorso è che io gli animali me li faccio tutti amici e quindi quando entro nel pollaio c'è tutto, qua ho preparato anche un po' di mangime. Ecco, Miscoria, stiamo arrivando al momento clou, quindi adesso entriamo nel pollaio. Dicevi prima che quando se c'è più di un gallo nel pollaio si scornano e infatti... Capita, non solo fra gli umani. Quindi posso aprirti la porta, quindi cara Miscoria, andiamo per dentro, entriamo nel pollaio. Pollaio dove, eccoci qua, ci sono delle galline che stanno covando, ci sono le piccole che aspettano il mangime. Aning frutis, aning. Questo succedeva anche tanti anni fa, no? Sempre, almeno io mi ricordo, sì, di quando ero bambina, come ripeto, me la porto dietro sta passione degli animali da sempre. Senti, che uva è? Uva fragola quella? È uva fragola molto profumata, adesso appunto è la stagione in cui matura e poi si raccoglie e così si offre ai nostri ospiti. Allora, voglio andare a vedere, se mi autorizzi, Carmen. Vediamo se c'è qualche... Non vorrei avere... Sono uscite È rimasto dentro soltanto un tacchino, che non so che cosa... Ecco, e tra l'altro... Guarda, io ti chiederei di venire, so che è buio, ma chi se ne frega. Io l'uovo l'ho raccolto, cara Miscoria. Eccolo qua, questo glielo portiamo alla Treppo, che è golosissima di uova fresche. Salutiamo la nostra Paola Treppo, che è stata avvistata da queste parti dal presidente del museo del museo appunto Tomai, e vedete che c'è la Natrella che sta facendo il bagnetto, cara Miscoria. Questo è un episodio da riprendere, da donare ai nostri telespettatori. E questa è l'uva di cui parlava Carmen, che fa da scenografia a Chiase Cocel. E se poi avanziamo, guarda questa ripresa da qua, questa è pura civiltà contadina. Guardate che facciata, questo è il museo di Chiase Cocel, il fieno, il sasso a vista, la legna pronta per l'inverno, l'abbiamo vista prima nelle riprese di Chiara Miscoria. Io ritengo, guardate che bella immagine, il mangime è il frutto appunto del lavoro delle nostre gallinelle. Questo è per la Paola Treppo che aspetta. Noi adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo qui con la quinta parte dello scrigno. Rimanete lì perché ci sono ancora delle curiosità. Ed eccoci, abbiamo abbandonato l'area dove appunto ci sono gli animali, la locomobile vegliata da questi 4 gelsi. Questo è l'orto. Questo è l'orto, un orto prezioso. Voi vedete anche proprio la palizzata fatta come si faceva una volta, no? con questi legni messi in questo modo, e l'orto è curato e tenuto come un gioiello. Anche in questa estate difficile abbiamo sempre avuto questo verde dal nostro Mosin, che è un pakistano che lavora a Chiase Cocel da alcuni anni e che anche lui, cioè, si è appassionato a questo luogo e lo cura come fosse casa sua. Quindi noi siamo la sua famiglia e lui l'orto lo ha tenuto come gli animali del resto, come le altre manutenzioni che fa, con grande impegno e con grande passione. E qui c'è un altro angolo particolarmente ben tenuto. Sì, direi di sì. Questa è la vigna, vedete anche questa molto ordinata, molto elegante direi. La vigna nella casa contadina era molto importante perché il vino era un alimento come il cibo, quindi i nostri vecchi
la tenevano con attenzione, seguendo tutte le fasi e attenti al tempo, a tutte le... E Renzo Schiratti, che è il nostro vignaiolo, ma prezioso perché lui ci tiene molto a questa vigna e la segue con rigore e scientificità, direi, ne ha fatto proprio un angolo importante di Chiese Cocel con un prodotto, perché qui ci sono dei vitigni autoctoni, dei vecchi vitigni, ma che lui fa fruttare con molta cura e seguendolo attentamente, quindi anche qui c'è una passione, si vede la passione. Sopra la testa della nostra miscoria ci sono i fichi. Ci sono i fichi che sono buonissimi, alcuni sono già pronti e sono buonissimi. Beh, anche nella famiglia contadina la frutta era tutta della casa, quindi i fichi venivano conservati, l'uva doveva fare il vino, però i fichi, i cachi, cioè quelle poche piante da frutto era la frutta che la famiglia si poteva permettere. Senti Elisabetta, siamo arrivati quasi alla metà della penultima parte dello scrigno. Che cosa rappresenta questo che secondo me è un ben di Dio per Fagagna? Io direi che è veramente un ben di Dio per Fagagna, hai detto proprio il termine giusto. Chiese Cocel, secondo me, è proprio un patrimonio di cui Fagagna va fiera, proprio perché qui abbiamo noi la possibilità di raccontare ai nostri ragazzi, soprattutto alle nuove generazioni, di raccontare quello che è il nostro passato, un passato di povertà, di sacrificio, però un passato glorioso senza il quale noi non potremo raccontare l'oggi. E quindi per Fagagna è un gioiello Chiese Cocel, e infatti i fagagnesi sono orgogliosi di questo luogo e portano i loro parenti, le persone in visita, perché è, come dicevo, la casa della memoria. Ecco, la casa della memoria che per noi deve essere sempre viva e sempre presente. È bellissima quell'espressione che dice: non possiamo raccontare l'oggi e raccontare il futuro se noi non conosciamo il nostro passato. Adesso dove andiamo? Adesso io andrei subito alla Fucina, dove abbiamo un fabbro speciale che è Angiolino, e abbiamo 4-5 fabbri che si alternano durante le visite scolastiche. Anche qui c'è un bellissimo gruppo di fabbri volontari che mostrano ai ragazzi, e loro hanno i loro calendari, i loro turni. Oggi abbiamo qui Angiolino con noi. Come vi mantenete? Non è facile, no? Prima parlava il presidente, appunto, il direttore Elia Tomai, diceva delle difficoltà che abbiamo. Allora, senz'altro il comune di Fagagna, che è proprietario della struttura, pensa al museo con dei contributi annuali, ma il grosso delle entrate era quello delle visite scolastiche, delle visite delle feste, che da 2 anni non abbiamo. Quindi avevamo 150 scuole, anche 200 da marzo a novembre, con alunni che venivano frequentemente. Tutte le feste del museo erano offerte, insomma, che la gente ci dava. Oggi in questo momento siamo un momentino così al limite, però non ci perdiamo d'animo. Ripeto, il comune sostiene questa struttura e noi speriamo appunto che anche la regione, magari, che ci siano delle attenzioni maggiori per un luogo, ripeto, che è molto importante, ecco. Allora adesso noi ci fermiamo qui. Io sono sempre con l'uovo portafortuna che la Carmen mi ha donato e io a mia volta donerò a Paola Treppo. Adesso andiamo a vedere il fabbro che ci aspetta e poi credo che chiuderemo con una parte piuttosto intensa. Vi mostreremo come si faceva il formaggio una volta. Eccoci, allora in questa penultima parte stiamo esplorando un'altra area di Chiese Cocel. Esatto, siamo usciti dalla casa antica, la casa quella proprio vera, l'abitazione della famiglia, mentre tutta quest'area esterna è stata ricostruita negli anni 90, direi, per raccontare il borgo, per raccontare le attività artigianali che interagivano con la famiglia contadina, quindi la trebbiatura, la trebbiatrice, il mulino, la fucina, l'osteria e la latteria. E quindi adesso andiamo nella fucina dove ci aspetta il fabbro. Si chiama? Si chiama Angiolino. Quindi adesso noi andiamo da Angiolino con la nostra miscoria che ci segue prontamente, quindi sentite già il ticchettio, quindi salutiamo il signor Angiolino che ci sta aspettando e sentite il profumo di metallo, non potete sentirlo, ve lo racconto io. Angiolino, ben ritrovato. Grazie. Che cosa sta facendo? Ma stavo facendo un piccolo lavoro, proprio piccolo. E quindi E vi aspettavo perché il fuoco qua non si lascia attendere. E qual è il lavoro? Deve piegare? Adesso proviamo a fare un piccolo ricetto, un piccolo lavoro proprio semplice.
Ecco, le posso chiedere, in questo momento sta dando aria? Stiamo dando aria. Però una volta si usava il mantice. Questo mantice, fino praticamente quando ero bambino io, verso la quarta elementare, proprio in quella volta l'hanno tolto. Cioè parlo del 1948-50. Vede questo qua? Ma funziona ancora, Ci vorrebbe però un ragazzo che ti aiutasse il fabbro a fare questa... Da chi hai imparato il mestiere? Ma dunque io ho fatto tutt'altro nella vita. Beh, questi qua sono ricordi dell'infanzia, perché quando ero in quarta elementare mio papà mi ha preso per l'orecchio durante le vacanze scolastiche e mi ha portato da un fabbro che era proprio un fabbro ferraio, cioè non maniscalco. Chi è questo ragazzo? È arrivato... Questo qua è un altro... Un apprendista. Lei è un apprendista? A mia età tocca fare anche gli apprendisti, ma questo è un signor maestro. Quindi lei deve usare quell'attrezzo là adesso. Adesso vediamo da questo. Adesso l'ho lasciato un po' troppo e mi ha fregato, perché bisogna stare molto attenti qua. Man mano che si lavora lui si raffredda e bisogna rimetterlo di nuovo a scaldare. Quindi scusami, questo potrebbe essere usato per un'inferriata, no? Questo potrebbe essere un inferriato, un portone, qualcosa insomma o nei cimiteri, dove si usa il ferro battuto, insomma, ecco. E quindi questa cosa tu la spieghi anche ai ragazzi, no? Certamente, quando vengono qua faccio vedere, ecco, piano piano bisogna fare il piccolo ricetto, che è un lavoro così. Adesso mi tocca di nuovo metterlo nel fuoco. Ecco, nel frattempo l'allievo... C'era questo per ossigenare il fuoco, perché ci serve ossigeno per farlo funzionare, e bisogna che una persona, mentre lui lavorava, questo è il mantice, no? E stava... Quindi era un lavoro di coppia. Beh sì, Come si chiama lei? Silvio. Silvio, e lei nella vita cosa ha fatto, Silvio? Il commerciante di bibite. Tutt'altro, quindi. Ecco, e questa cordicina serviva perché il fabbro aveva il figlio che non arrivava fino a cosa. Allora bisognava mettere la corda perché nel tempo libero degli studi azionasse questo. Quindi era fatto apposta per tenere vicino Tutta la famiglia. Grazie. Di niente. Allora, vediamo da questa parte, perché così poi andiamo in pausa pubblicitaria, perché poi ci aspettano per farci vedere un po' come si faceva il formaggio una volta. E vedete che qui andiamo in torsione e pare che siamo... Piano piano diventa un riccio, però bisogna scaldarlo di nuovo perché questo riccio deve diventare molto più grande, insomma. Allora, io ringrazio questo maestro fabbro da questo luogo, un altro luogo mitico di Chiase Cocella. Adesso noi ci spostiamo, usciamo da qui e entriamo nella latteria qui di Chiase Cocella, tra poco. Eccoci qua, io chiaramente devo anche un po' ironizzare, il formaggio non so farlo, ma questa è la sesta parte dello scrigno e siamo in un altro luogo importante dove appunto a Chiase Cocella si produce il formaggio. E vedete come viene riscaldato la materia prima. Elisabetta? Questo è
Questo è importantissimo, è una tecnica antica, no? Come si faceva il formaggio una volta. Sotto c'è un carrello che viene mosso da quella manovella. Qui vedi il fuoco è stato fatto qui. Quando si è riscaldato e è arrivato a temperatura, poi ti diranno i casari qual è la temperatura giusta, la manovella viene fatta girare e il carrello con il fuoco va là a scaldare l'acqua per la pulizia, perché c'è una pulizia veramente ineccepibile di tutto il lavoro, di tutta la... Allora, me li presenti tu i due casari? Allora, Ennio Adamo, direi che casaro capo, e Claudio Foschiani, validissimo casaro in seconda. Allora, Ennio, spiegami un po' la filiera. Allora, le due caldaie sono collegate sotto il livello del pavimento con un tunnel dove c'è un carrello che trasporta il braciere. Quel carrello lì si può muoverlo da una caldaia all'altra, a seconda dove serve fare il fuoco. Il latte da dove arriva? Il latte arriva da un'azienda agricola della zona, perciò è un buon latte che si presta bene per la trasformazione. E mi puoi spiegare questo meccanismo? Quel meccanismo lì è uno dei più antichi meccanismi delle latterie, ma anche di altre aziende, dove con un motore solo si azionava tutte le macchine che erano a disposizione della latteria tramite un albero motore con delle pulegge che erano perpendicolari alla macchina che si voleva mettere in movimento. Allora, lui è il tuo supporto, come si chiama? Si chiama Claudio, ma siamo allo stesso livello. Allora io vado da Claudio e ti chiedo un po' quanto latte è stato messo in questo recipiente. Oggi hanno portato 7,5 quintali di latte, era un latte di ieri sera e di stamattina, l'abbiamo riscaldato, ci abbiamo messo il latte innesto, ci abbiamo messo il caglio, dopodiché taglio a mano e si è continuato a fare la spinatura che adesso fra poco sarà quasi pronto. Quanto formaggio riuscite a produrre? La resa cambia, il periodo estivo va ad avere una resa sul 9,5, mentre il periodo invernale si arrivava al 10,5. Il formaggio si faceva in funzione appunto che si asciugava più o meno, di modo che doveva resistere alle temperature estive. Non c'era il frigo, qui si parla di latterie fino negli anni 70, poi le cose dopo il terremoto si sono cambiate, si sono evolute, si sono chiuse in un certo senso, però quelle che sono rimaste si sono adeguate alle cose che venivano avanti, insomma. Se vedi adesso spostano. Adesso spiega, vado da questa parte, quindi in questo momento, ecco, in questo caso è stato spostato Qua abbiamo il fuoco e sotto c'è il braciere, il carrello col braciere. Adesso la signora tramite quella manovella gira, sposta il carrello, sposta il braciere e lo porta sotto la caldaia dell'acqua, la caldaia piccola dove si scalda l'acqua. Ecco, pensate, tutto questo succede a Fagagna. Dimmi. Il carrello arriva qua. Adesso il carrello è arrivato qua col braciere. E lo vedete, c'è stato questo spostamento orizzontale, la manovella l'ha girata questa signora che si chiama, solo questo le chiedo? Liliana, quindi ringraziamo Liliana che in questo momento sposta ancora il legname. In eccesso, la legna in eccesso viene spostata dove c'è il carrello. Lì non sono problemi. Se qua abbiamo un problema di temperatura perché la lavorazione richiede una temperatura X, qua non abbiamo problemi, l'acqua può bollire quanto vuole.
Quando sarà pronto il formaggio? Il formaggio adesso dobbiamo aspettare che la pasta perda una certa quantità di acqua e quando al tatto, e quello lo determiniamo noi casari, al tatto si comporta in una certa maniera, in un certo modo, è pronto. Adesso qua sarà ancora quei 20 minuti, mezz'ora. E guarda che bella immagine quell'acqua che fuma, i profumi non potete sentirli, del legno combusto e quindi i fumi che di fatto vanno ad accarezzare il latte, la materia. Abbiamo sentito 7 quintali in questo recipiente in rame e fra poco il formaggio firmato Chiase Cocel sarà pronto. Elisabetta, quant'è che si fa questa attività e quante volte alla settimana? Allora, questa attività della latteria sono da un po' di anni che è stata ricostruita fedelmente andando a cercare pezzi antichi di latterie dismesse. No? Hanno girato il Friuli, il nostro Elia era come un segugio che andava a capire dove si chiudeva una latteria e hanno portato con i carri, hanno ricostruito fedelmente questa latteria. Poi abbiamo avuto questa vasca dalla latteria di Fagagna, quindi è da alcuni anni che si fa. Lo facciamo un paio di volte all'anno, no Ennio, perché è impegnativo, come vedete, e il formaggio è a uso proprio di Chiase Cocel, non abbiamo un commercio di formaggio, è solo per noi, per i nostri momenti. Allora, per i vostri momenti vedete che qui, questa è un'altra parte fondamentale, c'era il libretto, e questo lo mostro perché so che alla mia mamma piace molto, questo è il libretto dove evidentemente veniva annotato il quantitativo del latte conferito nelle tante allora latterie turnarie, adesso sono assolutamente merce rara e noi le poche che rimangono, le tracce delle latterie di un tempo, cerchiamo di celebrarle a dovere e qui di fatto veniva fatto il peso del latte e poi latte che finiva in quei recipienti di rame che vedete in azione in questo momento. Tracce di un Friuli andato che però va di fatto ricordato e ricordi che vanno assolutamente mantenuti. Mi ricordava prima Elisabetta, il Presidente, che servirebbe più sostegno dal punto di vista anche economico per questo tipo di strutture. Da queste parti ante-Covid passavano dai 3 ai 4 mila bambini, scolaresche, 6-7 bus che appunto parcheggiavano all'esterno di questa struttura. Adesso Covid da una parte e ristrettezze economiche dall'altra hanno fatto il loro. Quindi a chi deve ricordarsi di Chiase Cocel dico solo tenetela in considerazione perché è un bene non solo per Fagagna ma un bene per tutto il Friuli. Vero, grazie di queste parole, è proprio così e quindi io credo che sia una struttura importante per conoscere, dicevo prima, un passato che non è lontanissimo, che però è importante, ci precede ed è giusto che i nostri ragazzi lo conoscano per apprezzare e vivere bene quello che hanno oggi, il presente di oggi. Elisabetta, abbiamo ancora veramente un minutino, che cosa fare per arrivare da voi? Allora, per arrivare da noi adesso in questo momento è necessaria la prenotazione perché noi tutta la settimana però siamo qui aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9 alle 12 possono venire, quindi naturalmente ci vuole il Green Pass, oggi dobbiamo avere tutte le precauzioni necessarie, quindi possono venire a visitare il museo. Nel weekend invece è necessaria la prenotazione per dei piccoli gruppi che noi accogliamo anche con una piccola presentazione, quindi non è difficile. Allora, grazie di cuore alla nostra Elisabetta Brunello Zaniti che è sempre una persona che mi aiuta nella realizzazione delle trasmissioni, ovviamente un saluto e un abbraccio a Elia Tomai, grazie Chiara Miscoria che anche questa volta mi sei stata al fianco per questa puntata, questa trasmissione alla quale tengo molto, abbiamo superato i 15 anni. Grazie, alla prossima, grazie a Chiase Cocel, buonanotte e ricordatevi sempre il canale 11, 2 volte numero 1, ovvero sia Telefriuli, alla prossima.